Il questore di Agrigento ha determinato la sospensione della licenza d'utilizzo dello stadio comunale Giovanni Bruccoleri di Favara, di cui è proprietario il comune, notificando il provvedimento alla società Pro Favara che lo gestisce. Tutto scaturisce dal cattivo stato delle gradinate che presentano condizioni di pericolosità. Domenica scorsa, in occasione del derby tra la locale Pro Favara e l'Acragas, qualcuno ha lanciato in direzione degli ospiti biancazzurri alcuni calcinacci che sono stati appurati dalle forze dell'ordine. Da qui la decisione di chiudere lo stadio. Ed ora il campionato di terza categoria. Virtus Favara e Campobello di Licata sono in fuga e guadagnano 4 punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici. Entrambi hanno vinto convintamente e approfittano del pari del Vis Ribera per allungare in classifica generale. Brutta sconfitta invece del Comitini, che cede 3-0 sul campo del capolista Campobello, mentre l'Atena deve arrendersi alla forza del Virtus Favara. Bella e convincente vittoria del Santa Elisabetta che supera per 4-1 il Burgio e si pone al quarto posto dietro le spalle del Vis Ribera. Risale la china all'Acquisquinese che rientra di prepotenza nella zona playoff. In coda rimane il Cianciana, ma a Santo Stefano di Quisquina è uscito a testa alta.